La mia nonna all'età di 16 anni, quindi parliamo del 1906, è venuta qua a lavorare come cuoca per farsi la rotta. E anche per la mia famiglia è sempre stato un posto importante. E io dico sempre che noi siamo quello che mangiamo, quindi il mangiare prodotti di qualità. Ciao ragazzi, oggi vi faccio conoscere un luogo che si trova in una delle punte più a nord della Lessinia veronese occidentale prima di approdare in Trentino, Sega di Ala per la precisione. E questo luogo è la Locanda Alpina, un luogo storico per tutto il comprensorio della Lessinia, perché questo è un albergo che ha già una vocazione all'ospitalità da almeno 200 anni, in questa che è sempre stata una zona di grande passaggio già dai tempi dell'impero austro-ungarico, ed era luogo di contrabbando, passaggio di contrabbandieri che portavano soprattutto sale e zucchero dall'impero austro-ungarico alla nostra Lessinia. Oggi è diventato un raffinato punto di accoglienza e di degustazione, calato perfettamente in un contesto ispirato dai principi base di questo luogo, ovvero la natura, il contatto con la natura, l'escursionismo e i buoni sapori, ma ci arriviamo tra poco. Mi preme però farvi ascoltare prima Marco, il titolare, che ha rilevato questo posto nel 2017. Per lui è stato un ritorno perché come imprenditore è arrivato sì nel 2017, ma come uomo non se n'era mai andato. E tu quando sei arrivato? Qua? Beh, io personalmente sono arrivato da bambino. Quando si veniva sempre, perché qua la Sega è sempre stato un posto, il posto diciamo di vacanza, il posto da passare i momenti liberi nel passato della gente della montagna. Perché tu sei di qua? Sì, io sono di questo posto, io ho ricordi da bambino che si passava per la raccolta del latte e regolarmente tutti i giorni, dove si veniva a prendere un caffè qua, proprio in questo luogo dove siamo seduti in questo momento, che a quel tempo c'era il bar, qua c'era un negozio di alimentari, c'erano le poste, c'era il telefono, addirittura il sabato e la domenica un macellaio veniva e apriva la macelleria. Era un posto molto importante per quello che riguarda la montagna, l'altopiano della Lessinia occidentale. Mio papà, la famiglia del mio papà, che a quel tempo facevano gli allevatori, e come si dice in gergo, e cargava montagna qua nella Malga qua vicino, e quindi era il posto dove il sabato e la domenica, il sabato sera si veniva un po' a fare le feste e la domenica c'era la messa, perché qua abbiamo la chiesetta di San Rocco e anche adesso, periodo estivo, si fa sempre la messa. Quindi un posto che diciamo da 3 generazioni ci siamo legati. Per questo l'hai voluto rilevare? Sì. Quindi è una questione affettiva? Sì. Un ritorno richiamato dai ricordi di infanzia. Sì, perché come ho sentito dire in questi giorni, chi se ne deve andare dalla Lessinia per vari motivi, per lavoro o per altro, prima o poi qui ci torna. Ed è esattamente quello che ha fatto anche Marco, rilevando questo albergo, ma portando degli inevitabili cambiamenti che siano in linea con l'evoluzione dei tempi, cambiamenti che riguardano sia l'ospitalità vera e propria, sia una delle leve sempre più basilari, soprattutto in questo territorio, per il turismo. Nel tempo abbiamo anche pensato di aprire un po', a parte la locanda, l'insieme della locanda, e di dare anche un nome alla salumoteca, quanto a promuovere quello che noi facciamo. Quanta importanza hanno i sapori in tutto questo? Il mangiare la qualità, il mangiare dei prodotti che sono stati fatti con le mani,
fatti dalle persone con le loro mani, con la passione, per me porta molto anche a noi stessi. È un po' una continuità allora con l'antica vocazione di questo posto. Direi di sì, perché qua è punto di ristoro, di albergo, punto di ristoro, e un po' continuiamo a fare quello con un tantino di un'offerta un pochino diversa, perché giustamente i tempi sono diversi dal 1900 o da prima addirittura, però questo è un po' quello che facciamo anche oggi. E poi c'è il contesto. Che all'epoca fossero stati un convento o una caserma, chiunque si sia avvicendato all'interno di quella che oggi è la locanda ha potuto sicuramente godere, e comunque si può farlo tutt'oggi, della bellezza e del fascino di una natura dominante ma accogliente, in grado sì di farti respirare la vita e soprattutto di riconciliarti con te stesso. Qui c'è, allora, la Lessinia è nominata l'altopiano dei silenzi. Qui c'è la magia della tranquillità. Il fatto, qui praticamente non c'è nulla che distoglie la persona dall'essere con se stesso o con la famiglia o con chi si porta, con chi è vicino, sia nelle passeggiate, sia nei giri con eventuali biciclette o coi cavalli che ci sono in zona, in qualunque modo. Qua uno si può dire può trovare se stesso, ma è la realtà che vivi la montagna, vivi posti storici, abbiamo degli alberi secolari qua in zona e vivi con te stesso. E io personalmente qua trovo in tempo molto breve, riesco a riposare in tempo molto breve. Proprio il fatto della tranquillità, dei silenzi che ci sono, ti porta ad avere, a riposare, a rilassarti in modo buono, insomma. Poi ci aggiungi i sapori che abbiamo menzionato poco fa, qualche amico, e direi che il gioco è fatto.